Presentato a Ortigia di Siracusa il progetto Aspas presso il Confagorà nell'ambito del G7 Agricoltura a Divinazione, illustrato da Rosario Marchese Ragona, capofila del gruppo operativo Aspas. Presenti tra gli altri l'assessore all'agricoltura Salvatore Barbagallo, il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura Dario Cartabellotta, Salvatore Accardi, dirigente dell'Ispettorato Agricoltura di Agrigento, Salvatore Fiore, presidente dell'Ordine degli Agronomi di Sicilia. Quindi in collegamento video Alessia Losa, Tea Sala del GB di Montanaso Lombardo, Giuseppe Rotino, che hanno parlato del miglioramento genetico e dell'innovazione ambientale dell'asparago. Nei vari interventi si è discusso dei risultati raggiunti della misura 16.1 dell'innovazione agronomica per la sostenibilità dell'asparagocoltura nel meridione. Ma un altro tema molto importante che appunto tratterete oggi con questo momento, a questo proposito intanto io faccio i complimenti all'organizzazione per questo bellissimo stand che è stato allestito in un posto strategico. Direi che l'altro argomento è quello appunto del trasferimento tecnologico, dell'innovazione. In effetti l'agricoltura si deve sempre più caratterizzare per una valorizzazione delle esperienze più antiche, ma nello stesso tempo cercare di ammodernare, di innovare, di introdurre innovazioni per cercare di avere servizi sempre più efficienti, e questo può essere tratto appunto dalla sinergia che può derivare tra le imprese e i centri di ricerca, innanzitutto dall'università e anche dai centri di ricerca. Sotto questo profilo le misure 16.1 e 16.2 sono state delle misure, trarremo poi i risultati alla fine della programmazione, ma già dall'evento che abbiamo organizzato nel mese di maggio assieme appunto al Dipartimento regionale dell'agricoltura ci ha mostrato la varietà dell'attività di trasferimento tecnologico sotto tutti i profili, dalle innovazioni nelle tecniche colturali all'introduzione di nuove colture, alla trasformazione di prodotti. È stato un momento molto interessante, un momento che dobbiamo proseguire con la prossima programmazione del PSP, del nuovo piano di sviluppo rurale. Un progetto sull'asparago che è uno dei 100 progetti che con le misure 16.1 e 16.2 il piano di sviluppo rurale ha voluto finanziare con una scelta strategica, devo dire, dell'Unione Europea. Vi paghiamo per stare assieme, che è successo per la prima volta, della serie aziende, agricoltori, enti di ricerca, produttori di mezzi tecnici. Mettetevi insieme e nello stare insieme non solo portate avanti il progetto, ma prendete anche gli spunti per l'innovazione, per la sperimentazione, per tutto il futuro. L'innovazione, dobbiamo dire che assieme a quello che è il problema del cambiamento climatico è uno delle traiettorie a cui deve guardare per il futuro l'agricoltura. Noi veniamo ovviamente da certezze che gli ultimi anni hanno demolito, le certezze del clima, l'inverno, l'estate, piove d'inverno e fa caldo d'estate, le certezze sui consumi. Il mondo del vino è uno di quelli che per ora è tartassato. Fino a 10 anni fa 70% rossi si vendevano, 30% bianchi spumanti, oggi questa percentuale si è invertita. E quindi la capacità di guardare avanti, di guardare all'innovazione, di avere degli strumenti nel cassetto pronti all'uso, diventa un elemento fondamentale per adattarsi. Questo periodo, come diceva bene il direttore, di cambiamenti climatici, carenza di risorse idriche, siccità e chi più ne ha più ne metta, riveste un ruolo fondamentale perché mette assieme più soggetti, quale il mondo produttivo, il mondo agricolo, il mondo della ricerca, roba varia, per cercare di fare in modo di tirar fuori una migliore tecnica di produzione, più rispettosa dell'ambiente, che si adatta meglio ai cambiamenti climatici e quant'altro.
Diciamo che dal punto di vista economico, dicevo, non è che sia una delle misure più importanti, ma nonostante questo, ad esempio in provincia di Agrigento questa misura assorbe oltre 10 milioni di euro, quindi così piccola poi diciamo che non è. Ci sono dei progetti molto interessanti come questo sull'asparago, qualche altro e tanti altri, diciamo, ma soprattutto alcuni, 1, 2, 3 che proprio meritano l'attenzione. È importante perché ovviamente oggi diventa, come dire, anche la parte più, diciamo, la parte fondamentale, cioè l'apoteosi del progetto stesso, cioè perché in teoria presentare in questo progetto di ricerca oggi qui, alla presenza probabilmente anche delle istituzioni e in un contesto che praticamente è particolare rispetto diciamo, all'ambiente classico dei produttori o delle professioni che competono, praticamente è importante perché fa capire anche l'importanza di questi progetti. Lo diceva all'inizio l'assessore, le 16.1 e le 16.2 sono fondamentali per il connubio e perché per la prima volta è la matrice che unisce l'impresa, la professione e il mondo della scienza. Con questo progetto Aspas cosa abbiamo voluto fare? Perché l'asparago in Sicilia? Effettivamente l'asparago in Sicilia è noto e consumato, però in specie selvatica, la Cutifoglius e l'Albus. Molto probabilmente voi, non so, la platea va a raccogliere l'asparago lungo i selciati nei boschi, un po' come qui adesso attualmente noi raccogliamo le castagne nei boschi. Perché però con questo progetto si vuole introdurre l'asparago coltivato. L'asparago coltivato qual è? L'asparago officinalis. Nel sud Italia la regione che coltiva maggiormente asparago è la Puglia, seguita dal Lazio, e perché no introdurre la coltivazione dell'asparago in Sicilia?